Presentati nella caserma dei Carabinieri di via Miranese a Mestre i nuovi comandanti delle stazioni di Portogruaro e Venezia, i capitani Raffaele Di Lauro e Giovanni Rubino. A dare il benvenuto il comandante provinciale Mosè De Luchi, che ci ha tenuto a sottolineare come cambino gli uomini al comando, ma dal punto di vista istituzionale la missione resti sempre la stessa: garantire la massima presenza sul territorio e prevenire i reati predatori sempre presenti. Originario di Francavilla Fontana, nel Brindisino, proveniente dal comando di Acireale, Rubino è alla sua prima esperienza al nord. Mi aspetto un'esperienza unica, un'esperienza impegnativa. Posso dire di sentire forte la responsabilità di questo incarico e di assicurare comunque una presenza dei carabinieri sulla città lagunare e su tutti i territori che fanno parte della mia giurisdizione. Arrivo con un'esperienza professionale comunque importante e che mi servirà per assicurare per la città di Venezia un servizio quanto più funzionale ed efficiente possibile. 39enne originario di Caserta, Di Lauro sarà al comando della compagnia di Portogruaro e anche per lui è la prima esperienza al nord. Mi aspetto che sia un comando che mi dia abbastanza soddisfazioni. Dalla prima impressione è un territorio dove l'impegno dell'Arma c'è sempre stato e ci continuerà ad essere, naturalmente sempre a 360 gradi. Quindi vedremo che cosa ci prospetterà il futuro